Ci stiamo avvicinando alla fase 2, quella che dal 18 di maggio vedrà anche la riapertura di quelle aziende che sono rimaste chiuse. Ieri abbiamo visto nell'incontro con la Regione il manuale rispetto alle attività di sicurezza. Questo manuale anche con le schede legate settore per settore, e quello che abbiamo detto noi è che vogliamo che ci sia una semplificazione dal punto di vista normativo e non ci devono essere conflitti di attribuzione. Le imprese che lunedì aprono devono sapere quali sono le regole semplici e chiare e che siano attuabili e semplici da utilizzare. La richiesta della CNA del Veneto è chiara: in vista delle riaperture le norme vanno semplificate. In particolare per artigiani e PMI le novità su Ecobonus e Sisma Bonus, che potrebbero rappresentare un importante volano per la ripresa. L'Associazione degli Artigiani chiede siano affrontate determinate questioni. Una è importante, quella relativa al rifinanziamento della cassa integrazione del Fondo di solidarietà bilaterale artigiana, che riguarda moltissime delle nostre imprese e dei lavoratori dell'artigianato. L'altra importante che noi riteniamo è quella relativa al fondo perduto per le aziende di piccole dimensioni, che può essere una boccata di ossigeno in questo momento di riapertura. Una questione di prospettiva invece di rilancio dei settori che abbiamo evidenziato anche nei nostri osservatori è quella relativa alla 110% dell'eco bonus e sisma bonus. È una partita importante che potrebbe dare volano al tessuto produttivo della nostra regione e alle imprese che in questo comparto stanno investendo. Semplificare è la parola d'ordine.